Bruno Contrada è stato un poliziotto, dirigente generale della Polizia di Stato, coordinatore dei servizi segreti del SISDE, ma soprattutto l'11 maggio 2007 è stato condannato a 10 anni di galera dalla Corte di Cassazione per concorso in associazione mafiosa. Questa è la motivazione che ha portato una sfilza di polemiche sulla presentazione del libro che descrive la sua vicenda, inizialmente prevista al polo universitario presso l'aula intitolata a Luca Crescente, PM impegnato nell'antimafia e morto nel 2003 a seguito di un arresto cardiaco. Una contraddizione, secondo gli oppositori della scelta, presentare il libro di un condannato per concorso in associazione mafiosa nell'aula intitolata a un PM antimafia. Fatto sta che alla fine, di batti e ribatti che hanno coinvolto anche sindaco e presidente della provincia, il libro è stato presentato all'Hotel dei Pini. Contrada si è presentato con la sua particolare cadenza lenta, quasi volta a calibrare con estrema precisione ogni parola. Il mio intento è di far conoscere naturalmente a chi vuole conoscerla questa vicenda. Una frase sembra abbastanza significativa che sembra che lei abbia pronunciato, cioè lei dallo Stato non avrebbe voluto la grazia, bensì un grazie. Lei si sente vittima dello Stato? Io non mi sento vittima dello Stato. Io quando ho detto che mi aspettavo un grazie dello Stato perché ho piena coscienza di aver fatto nel corso della mia esistenza, principalmente nei decenni in cui ho servito le istituzioni dello Stato, sempre il mio dovere, con fedeltà, con abnegazione, con sacrifici e con l'osservanza delle leggi. Contrada è stato accompagnato da Letizia Leviti, giornalista di Sky TG24 e coautrice del libro. Le polemiche che, tra virgolette, sono andate anche a scandagliare la riabilitazione della figura di Bruno Contrada ha fatto emergere di nuovo i due filoni che si contraddistinguono tra giustizialismo e garantismo. Ecco, come ci si deve approcciare nei confronti di una pronuncia da parte della magistratura e della giustizia italiana? Questo libro non intende fare processi, è un libro, quindi non è un'aula di tribunale, quindi non ha assolutamente questa intenzione, non ha questo scopo e non ha niente al suo interno che possa far pensare a questo, anzi è nato dal presupposto contrario, cioè è nato dal presupposto di voler raccontare i fatti in quanto tali, quindi senza bandiere, e con il dottor Contrada uno dei primi aspetti che io ho messo in chiaro è stato questo e ci siamo trovati concordi su questo, cioè non è un libro innocentista. E questo è importante laddove si creano sempre questi schieramenti che sono ideologici, che sono politici, che sono, come lei dice, tra giustizialismo e garantismo, quando invece i fatti dovremmo essere in grado a una certa distanza di tempo, anche se questa storia non è finita perché è una storia che continua, di analizzarli con rigore, con razionalità e soprattutto con un sereno distacco intellettuale e morale. L'avvocato Giovanni Castronovo e il giornalista Lelio Castaldo hanno completato gli interventi. Quella di Bruno Contrada è uno spaccato di vita vissuta, 20 anni di processo che hanno segnato comunque la vita di un uomo, quindi racconta tra emozioni, sensazioni, atti processuali quello che è accaduto in 20 anni e dimostra come la giustizia italiana sia assolutamente aleatoria, non c'è la certezza del diritto. Si è fatto un gran parlare su questa vicenda che francamente non necessitava di avere questi toni che poi sono caduti, come potete vedere, nel voto. Una vicenda intricata che rende ancora più acceso il dibattito tra i giustizialisti e i garantisti e che allo stesso Contrada però pone un forte interrogativo. Alla luce di tutto ciò, lei ha paura di essere ricordato come un criminale dopo la sua morte? Ci sono stati e ci sono tuttora tentativi di damnatio memoriae, indubbiamente, ma credo che anche per me vale il detto che il tempo è galantuomo e con il tempo verrà ristabilita la verità.